Il lavoro per metà degli intervistati, il 27,8% invece ha indicato la sanità come priorità. Sono risultati dell'analisi sui bisogni dei veneti promossa dalla UIL Veneto, declinata nel Rodigino. Al sondaggio provinciale hanno partecipato 1.469 persone, 52,2% donne e il 47,4% uomini. La carovana della UIL a Rovigo per parlare di lavoratori fantasma. Noi abbiamo cercato di ragionare su questa provincia perché è la provincia più disagiata del Veneto, purtroppo insieme al Bellunese. 2 giorni importanti dove abbiamo toccato e toccheremo molti temi, uno dei quali è il nostro sondaggione dove il tema del bullismo è il tema più importante e sentito, dove la UIL del Veneto vuole fare qualcosa. Parleremo di ZLS. Ma la cosa più importante che devo dire è grazie alla politica che è venuta qua oggi insieme al direttore generale della sanità a mettere la propria faccia, perché insieme possiamo costruire un Veneto migliore. Da remoto è intervenuto anche il segretario generale Bombardieri, rimasto a Roma, dove è stato approvato il decreto sicurezza. I numeri che ci vengono dati dal governo e dall'Istat ci dicono che questo paese sta aumentando l'occupazione ed è vero. È una cosa della quale noi ovviamente siamo contenti. Gli stessi numeri però dell'Istat ci dicono anche altre cose, ci dicono che noi abbiamo 6 milioni di lavoratori e di lavoratrici che hanno il contratto scaduto, ci dicono che abbiamo 7 milioni di persone che stanno sulla soglia della povertà e molti di questi lavoratori e di queste lavoratrici vivono con un salario medio che non supera i 24.000 euro. Quindi c'è un problema intanto di occupazione ma soprattutto di qualità dell'occupazione. Il tentativo attraverso questo coinvolgimento del territorio, degli enti locali, dei mass media è quello di dire parliamo di più del lavoro, facciamo qualcosa in più, perché noi proviamo a dare a dare voce, a dare in qualche modo un viso a quelle persone, a quei ragazzi e a quelle ragazze che vivono questi momenti di difficoltà. Quando parliamo di lavoro precario non parliamo soltanto di lavoratori che hanno situazioni di precarietà, parliamo di lavoro nero, parliamo di lavoratori poveri che se non hanno un contratto a tempo indeterminato non vengono visti da nessuno. Oggi, nonostante ci sia un'alta percentuale di lavoratori e lavoratrici coperti da contratti firmati da CGIL e CISL, sempre di più verifichiamo la presenza di contratti pirata, di contratti che operano in danno e che sono un danno sia per le aziende serie, quelle che applicano i contratti di CGIL e CISL, che fanno bene i lavoratori, che applicano i diritti, ma sono ovviamente un grande problema per i lavoratori e le lavoratrici, perché si veicola attraverso quei contratti un modello che è ancora fissato sullo sfruttamento del lavoro, delle lavoratrici, dei lavoratori, che soprattutto mette in discussione la sicurezza. Tutti questi temi sono i temi della nostra azione quotidiana, non sono gli unici ovviamente, perché poi ognuno di noi è impegnato quotidianamente nella trattativa con il governo, con le controparti per i rinnovi dei contratti, ma è un lavoro che noi pensiamo sia corretto fare,